parlando in questi giorni, e siccome vede il Veneto indipendente, che cosa si augura per il Veneto indipendente. Grazie Ivano e grazie a tutti. Detto di qua così vedete meglio. A Toi me non mi piace perché di solito i relatori veri sono proprio le persone che partecipano a questi dibattiti e non quelli che stanno là di sono le persone che partecipano perché sono i detentori della sovranità popolare e bisogna spiegare alcune cose secondo me per capire il momento che stiamo vivendo e cosa ci aspetta secondo noi da qui al prossimo futuro. Dobbiamo spiegare alcune cose perché il dibattito che in questi giorni si sta imponendo all'attenzione della politica in Veneto, in questi mesi, anzi non in questi giorni, non è un dibattito che nasce dal nulla, non è un dibattito che è venuto fuori come una carta dal mazzo pescata a caso, ma è il frutto di un progetto, di un lavoro, di una paziente opera di persone determinate, preparate, che da anni hanno capito che questa era l'unica strada di salvezza per il nostro popolo, per la nostra terra. Non è un caso e non è frutto del lavoro dei partiti presenti in regione che si discuta del referendum di indipendenza del Veneto. Vedo anche persone che con me in questi anni hanno fatto un percorso e quindi sono testimoni di quello che vi sto dicendo e molti di questi sono consapevoli che è frutto della nostra azione, è frutto dell'intuito di molti di noi se si è arrivati a questo. E allora se è vero che questo è frutto della nostra intuizione e della nostra pazienza e determinazione, è altrettanto vero che in questo momento dobbiamo fare qualcosa, perché se noi abbiamo posto all'ordine del giorno nella politica veneta la discussione sull'indipendenza del Veneto, sul referendum di indipendenza del Veneto, è altrettanto vero che nel momento in cui questa discussione si arena su questioni che non sono oggettive, che non sono serie da un punto di vista istituzionale, è vero che noi abbiamo il dovere di indicare quali sono le soluzioni per uscire dall'impasse, quali sono le soluzioni per far sì di non restare incagliati nella sabbia e fermi ad aspettare che 60 persone, come diceva il consigliere regionale Remo Sernagiotto, privilegiate decidano il nostro destino. Mi non sono abituato, né a mia vita, nel mio quotidiano, aspettare che altri facciano il mio destino. Mi sono abituato il mio destino a crearmelo da solo. E credo che se c'è una cosa che ci accomuna come veneti è proprio questo. Non siamo abituati ad aspettare dall'alto che arrivi la manna dal cielo, ma siamo abituati a mettere in gioco le condizioni, a creare le condizioni affinché il percorso e il destino verso cui andiamo incontro sia quello che ci costruiamo con le nostre mani, o almeno fare il massimo che possiamo affinché questo avvenga. Quindi è il motivo per cui il plebiscito 2013 non si accontenta delle scuse, delle remore di consiglieri regionali che sono arrivati anche impreparati alla discussione, perché ricordiamolo, è vero, come diceva il consigliere Sernagiotto, che magari qualcuno forse può aver alzato la voce, ma è altrettanto vero che ci sono dei consiglieri regionali che prendono fior di soldi, 10.000 e più euro al mese, che sono arrivati per 2 volte all'appuntamento della discussione di un punto fondamentale e di un aspetto storico per noi veneti, senza nemmeno sapere di cosa stavano parlando, e anzi improvvisando e dando una dimostrazione sinceramente non proprio di grande professionalità. Allora, siccome non siamo abituati ad aspettare seduti che arrivi il destino dal cielo, ma siamo abituati a costruircelo, noi di plebiscito 2013 abbiamo cominciato a ragionare. Abbiamo cominciato a ragionare e alla fine abbiamo scoperto l'acqua calda, perché il bello delle invenzioni è proprio questo, non è quello di trovare cose, no, le invenzioni, le scoperte sono semplicemente l'osservazione, sono l'osservazione di quello che già esiste, semplicemente da un punto di vista diverso. E
E allora se tu prendi i tuoi occhiali, li cambi, magari non ci vedi, io adesso per esempio soffro, non vedo da vicino e neanche da lontano, devo mettere degli occhiali per mettere a fuoco. E allora se metto degli occhiali giusti, vedo anche le cose e si scoprono le cose. Allora la scoperta è questo, è saper mettere gli occhiali e guardare quello che succede nel mondo. E se si va a vedere nel mondo cosa succede, si ha l'ispirazione. E allora io vi faccio una domanda, perché noi siamo abituati a pensare che le elezioni, il voto, debba avvenire con un certo rito. Siamo abituati a pensare che per votare noi dobbiamo fare una cosa alla quale siamo stati abituati probabilmente fin dalla maggiore età e forse anche da prima, cioè prendere, ricevere delle schede, andare a dei seggi, compilare, fare delle croci o scrivere delle preferenze e poi aspettare che delle persone, finite le operazioni di voto, vadano a consultare queste schede e poi magari protetti anche dei militari aspettare che questo rito si consumi. Ma io vi faccio una domanda, ma voi lo sapete? In uno Stato dell'Unione Europea, non nell'Africa o diciamo in un paese lontano, di un continente lontano, ma in uno Stato membro dell'Unione Europea che appartiene all'Eurozona addirittura, voi sapete come si vota? Sto parlando dell'Estonia, uno Stato giovane che ha conquistato l'indipendenza ha riconquistato, anzi ripristinato l'indipendenza poco più di 20 anni fa. Beh, in Estonia ormai dal 2005 si vota in internet, attraverso la rete internet. Elezioni politiche, loro eleggono il Parlamento, fanno referendum e lo stesso avviene negli Stati Uniti, in molti referendum, in molti tipi di elezioni, e lo stesso avviene in Svizzera. In Svizzera ormai è consolidato l'uso della rete internet per moltissimi referendum. Nel Regno Unito uguale. Cioè è nella piena legittimità internazionale che si voti attraverso la rete internet. Ma perché vi dico questo? Per un motivo molto semplice. Perché dall'osservazione di questo fatto, che a noi sembra una cosa grande, ma in realtà è una cosa naturale, una cosa assolutamente che rientra nel solco del diritto internazionale, della riconoscibilità, è riconosciuta a livello internazionale, tantissimi paesi lo fanno. Beh, questo aspetto ha una caratteristica che è particolare. È riconosciuto appunto a livello internazionale, ma per quanto ci riguarda non viola alcuna legge dello Stato italiano, per un motivo molto semplice, perché lo Stato italiano non ha mai pensato di normare questo aspetto. Guardate, non è che non si sia mai votato in internet in Italia o che non si sia progettato di votare in internet. Ci sono dei casi di comuni che hanno preso dei procedimenti, hanno messo in campo dei progetti e hanno deciso di votare attraverso la rete internet. Devono ancora farlo, ma è già pianificato, sono dei comuni della Puglia se non sbaglio, e questo è stato accettato dallo Stato. Allora voi vedete, è stato accettato, come dire, con le mani in alto, perché lo Stato, non avendo una legge che regola il voto in internet, non può neanche opporsi. Allora a questo punto l'intuizione qual è? È molto semplice. Noi siamo in grado di creare una piattaforma, un meccanismo che vada a verificare questo tipo di voto, che consente ai cittadini, attraverso il proprio computer, attraverso la rete internet, di esprimere un voto in un plebiscito, e siamo in grado di farlo a costo zero. Nel momento in cui facciamo questa cosa a costo zero, rispettiamo pienamente quello che è il diritto internazionale e soprattutto smontiamo alla base quello che è un ostacolo che finora ha impedito al Consiglio regionale di esprimersi. Finora il Consiglio regionale non si è espresso perché ha eccepito la mancanza di un percorso pratico per fare un referendum. Cioè loro dicono, nel momento stesso in cui io apro i seggi, convoco i comizi, metto in moto il meccanismo elettorale italiano, vado a violare la legge, vado a violare la Costituzione, perché c'è un diritto interno che in un qualche modo lo regola. E
cosa dicono i consiglieri? Magari per una certa paura, dicono no, se io lo faccio un domani mi sciolgono la regione, un domani mi sciolgono il consiglio regionale, un domani mi mandano i carri armati. Beh, tutto questo non avviene attraverso un procedimento pubblicitario che avviene attraverso la rete internet, per un motivo molto semplice. Non c'è la fisicità del seggio, cioè anche da un punto di vista pratico, qualora lo Stato italiano volesse impedire di fare questo voto, non ha gli strumenti per poterlo fare. Non ha gli strumenti per poterlo fare perché non può impedire che avvengano i seggi. Poniamo anche che impedisca di raggiungere magari un certo sito internet perché applicano un filtro DNS, beh, noi utilizzeremo i cellulari, attraverso delle applicazioni per cellulari siamo in grado di votare anche con dei cellulari e quello non lo possono nemmeno bloccare perché non dipende dallo Stato italiano. Allora, vedete, anche se fosse illegittimo, anche se fosse secondo lo Stato italiano incostituzionale, non avrebbero gli strumenti per bloccarlo. È questo l'aspetto che rende rivoluzionario il voto attraverso la rete. È questo l'aspetto che farà sì che se il sistema, come in un qualche modo ha dimostrato in questi mesi, si chiude a riccio, noi lo oltrepasseremo. Noi non ci fermeremo perché siamo abituati a trovare le soluzioni. Allora, abbiamo presentato e stiamo presentando in queste ore a tutti i consigli comunali del Veneto un progetto di delibera che mette i comuni in grado di convocare un plebiscito utilizzando la rete internet a costo zero. Ci sarà una grande manifestazione che faremo e che unirà tutti i veneti, unirà tutti i comuni, tutti i rappresentanti comunali che quest'ora stanno aderendo a Verona il 27 ottobre prossimo, in cui sarà presentata al mondo intero in Piazza Bra questa iniziativa e in cui andremo a firmare questa iniziativa. A quel punto noi non saremo più condizionati da 60 persone privilegiate che possono decidere di bloccare o meno il nostro destino. Certo, se queste persone, questi consiglieri regionali molto velocemente faranno quello che fino ad oggi non hanno fatto, avranno tutta la possibilità di convocare quello che è un classico referendum come tutti lo conosciamo, ma noi non ci fermeremo. Se loro decideranno che noi cittadini veneti non abbiamo il diritto di esprimere il nostro destino, il nostro voto, non abbiamo il diritto di decidere il nostro destino, allora noi cittadini veneti ci auto-organizziamo e con l'aiuto di quelle autentiche repubbliche territoriali che sono i comuni e con il suggello e l'atto di questi che deriva da diciamo, i depositari della più autentica sovranità popolare, perché viene proprio consegnata attraverso una legge elettorale che per sua stessa natura avviene in forma diretta e dà in forma diretta ai sindaci e ai consigli comunali diciamo, potere che altri organi vedono in forma delegata. Beh, allora in virtù della forza popolare che deriva proprio da questo principio di sovranità che emana dai consigli comunali e dalla nostra forza di cittadini, allora noi andremo a celebrare lo stesso il referendum per l'indipendenza del Veneto. Allora noi andremo a celebrare lo stesso il plebiscito digitale per l'indipendenza del Veneto. Vedete, gli stati, come lo Stato italiano, possono cercare di far di tutto per fermare o per non dare voce a quella che è la richiesta, una banale richiesta di democrazia del popolo. Possono cercare anche di mettere in moto quella che è l'arte della politica, per come l'abbiamo conosciuta nella sua forma più deteriore, quella cioè di illudere. E noi tutti sappiamo che ai noi la grave colpa che ha la politica è quella di parlare senza poi dare attuazione a quelle che sono le promesse per cui poi chiede il voto. Allora, di fronte a questa situazione, di fronte all'arte del rinvio, di fronte all'arte di dire le cose e non farle, i cittadini veneti in questo momento hanno concepito gli strumenti
e hanno tutto il diritto di mettere in moto, di applicare questi strumenti di democrazia, di sovranità popolare, per far sì che nessuno possa avere il privilegio di bloccare e di decidere il loro destino al posto loro. Noi siamo convinti, io sono convinto personalmente, che così come attraverso l'opera di questi anni noi siamo riusciti a dare scacco alla politica veneta, non inginocchiandoci e non facendo atto di banale riverenza, ma alzandoci in piedi e dimostrando di essere già indipendenti, noi oggi sapremo ancora una volta dare il là e dettare quella che è l'agenda politica del Veneto. Saranno i consiglieri regionali, sarà la politica veneta a seguirci se noi faremo questo. Dobbiamo essere però determinati, dobbiamo essere consapevoli che il nostro destino dipende solo da noi e non da poche 60 persone privilegiate che possono decidere cosa noi saremo, cosa non saremo. Se noi vogliamo essere indipendenti, dovremo fare questo salto di qualità. Se noi vogliamo che nasca la nuova Repubblica Veneta, o che quantomeno noi abbiamo la voce per poter decidere se la nuova Repubblica Veneta nascerà oppure non nascerà, allora noi dovremo fare questo sforzo. Dovremo scrollarci di dosso quel provincialismo che l'Italia ci ha inoculato, quel provincialismo e quella forma di autoschiavitù che l'Italia ci vuole mettere in testa. E dobbiamo assumere consapevolezza invece di quello che noi siamo come veneti, di quello che siamo stati. Dobbiamo assumere consapevolezza e scrollarci di dosso questo provincialismo e questo grigiore e questo pessimismo che fa sì che noi semplicemente ci lamentiamo della situazione senza far nulla per risolverla. Noi veneti nella storia siamo sempre stati un faro di civiltà. Non ci sono poche decine di persone che pensano di essere privilegiate che possono permettersi di spegnere questo faro.